Serie B-Win, tutti i colori della passione. Ritorno della prima semifinale playoff di Serie B-Win in scena allo stadio Ossola, dove il Varese di Sannino ospita quest'oggi il Padova di Dalcanto. Padroni di casa devono vincere per ribaltare lo 0-1 dell'andata firmato Italiano su calcio di rigore. Al Padova, reduce da 5 vittorie consecutive, basta invece un pareggio per assicurarsi la finale. Prima del fischio d'inizio viene rispettato un minuto di raccoglimento in onore del carabiniere italiano caduto in Afghanistan. Arbitra il match il signor Tozzi di Ostia. È il Varese che non perde in casa addirittura da 2 anni e 7 mesi, a partire meglio è Bago a provarci per primo. Ancora Varese, Nadarevic, non è perfetto Cano e arriva subito al minuto 11 l'1-0 di Pisano, quinto gol per il difensore del Varese, come si può vedere dal replay sulla punizione del bosniaco Nadarevic. Non è assolutamente perfetto Cano che favorisce l'1-0 del Varese che raddoppia subito dopo soli 3 minuti rispetto al primo gol. Questa volta l'azione è favolosa, Pisano prima, Nadarevic con il colpo di testa, Neto Pereira sul filo del fuorigioco, come possiamo vedere dal replay, punisce con il 6º gol stagionale. È il 2-0 che mette in ghiaccio la partita dopo soli 15 minuti di gioco. Il Padova però si aggrappa al talento di El Shaarawy, destro a giro favoloso per il 2-1, 8º gol in campionato per il giocatore, classe addirittura 1992 e di proprietà del Genoa. La sua conclusione è davvero splendida. Minuto 36, direttamente dal rinvio di Zappino c'è la sponda di De Luca e poi la botta di prima intenzione di Ebagua, che però non riesce a trovare la porta avversaria. È il Padova a partire meglio nel secondo tempo. Calcio di punizione di Renzetti, ne approfitta tutto solo davanti alla porta Legati per firmare il 2-2 che in questo momento porterebbe la qualificazione per la finale dei playoff al Padova. Rivediamo nei 2 replay la rete del difensore centrale alla prima stagione con il Padova. Minuto 7, calcio di punizione di Nadarevic, ottima la sua prova, in questo caso non riesce però a trovare la porta. Minuto 8, altro calcio di punizione, questa volta Cano è perfetto sul tiro molto potente di Pesoli. Minuto 21, altro asset, il secondo di Nadarevic, liscia Legati e Giuseppe De Luca, attaccante classe 91, entrato nel primo tempo per l'infortunato Neto Pereira, trova il 3-2 e va a festeggiare sotto la propria curva. Rivediamo il liscio imperdonabile di Legati, l'autore del momentaneo 2-2, e poi arriva il gol del vantaggio, ennesimo per il Varese, che dura però pochissimo. Sbaglia Dos Santos sul cross dalla sinistra, pallone ancora a El Shaarawy, prima doppietta stagionale per lui, 9 gol personale e 3-3 che qualifica in questo momento il Padova. Ultima occasione per i padroni di casa, il colpo di testa di Ebagua però è fuori, finisce 3-3 dopo una partita bellissima. Varese avanti 2-0 e 3-2, ma El Shaarawy a decidere con la prima doppietta stagionale. Il Padova timbra il biglietto per la finale playoff. Il 9 giugno l'andata, il ritorno fissato per domenica 12.